È passato già un anno da quando ho esplorato quel terrificante hotel abbandonato. A 4 stelle, alto 3 piani, giù a Selargius. Quell'incubo di quella chiamata senza risposta sono rimasti impressi nella mia mente. Ma la ricerca del panoramale non si ferma. Oggi la mia mappa mi ha portato molto più lontano. Per arrivare in questo secondo capitolo ho dovuto lasciare il Cagliaritano ed entrarmi nel cuore delle Inglesiante. Chilometro dopo chilometro la civiltà è svanita per fare spazio a montagne rocciose e vecchie storie di miniere. Ed è qui, isolato da tutto, che si nasconde la mia nuova metà, l'Hotel Antas. Qui c'è una piscina. Delicata, cade. Se cade si muore. Stare attento. Smettila. Tu lo sai chi è il maschio dell'orchidea? Dai, lascialo in pace. Il maschio dell'orchidea. Dillo a Claudio, perché Claudio lo sa. Dimmelo da qui. Non so se i maschi sono più grandi Claudio! o le femmine sono più Chi è il piccole. maschio dell'orchidea? Ragionaci. Dillo al maschile e poi dillo bene. Ma dillo però. No. Non si possono dire queste cose su YouTube. No, sicuro che... Ma tanto batterò buh. Allora, che foresta. Jurassic World. Si trova a Isla Nubla. Sì, c'ho più visto. Stavamo svolazzando. Inzia, sono velocissimi. Dietro la porta. Guarda. Sì. Ragazzi, c'è Batman. Vabbè, meglio lasciarlo in pace però. Sì. Sono grandi, eh. Ma quante chiavi che ci sono qui? Quante chiavi? Questo collegamento plonge la cucina. Oh, grazie. Capisci dentro. No. Se ti dico che cos'è? Mi sta squillando il telefono, ok. E chi è? Sì, pronto? Pronto? Claudio! Ciao John Pepper, sono ritornato. Chi sei? Qualcuno che ti conosce già, che ha parlato un anno fa e vuole riparlare di nuovo con te. Mi scusi, ma lei chi è? Te l'ho già detto, qualcuno che ti conosce già. Cognome qualcuno che
ti conosce già il nome. O se no potrebbe essere il contrario. Mi scusi se non dica il suo nome. Allora perché mi sta telefonando? Ti sto telefonando perché a me piace parlare con un Indiana Jones. Ti sembra logico? Vuoi sapere una cosa? Ora si accende la campanella, si sente la campanella. Ta 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 tam. Vuoi sapere tu che cosa stai facendo in questo momento? Ho capito. Ah. Vuoi sapere allora che cosa sto facendo? Yalla! Questi sono i miei amici che secondo me certo li stiamo prendendo in giro, ma perché mi sta telefonando a quest'ora? Che simpatici che siete. Ma non mi dovete provocare, perché voi sapete io chi sono e mi avete già conosciuto. Non mi potete mai vedere, ma vi avviso che questo non è un gioco. Non vede che io sto lavorando? Conservano le... Aspetti poco. No, questo guarda, non va bene proprio. Mi sta minacciando per caso. Questo non è una minaccia, questo è un avvertimento. Io odio gli Urbex e io vi voglio mandare tutti quanti via, perché odio le persone quando devono intromettere nelle cose che non gli appartiene. Ora capisci, Dottor Jones? Lei mi sta minacciando? Vedi, anche la mia squadra la sta prendendo in giro. Come osa mandarmi queste brutte parole su di me che non mi conosce neanche e non vuole neanche dirmi come si chiama? Chi è lei? Mi sta disturbando, vede che io sto lavorando. Guarda, c'è anche lì, guarda, un piccione che mi sta dicendo: scusi, ma chi è che ti sta chiamando a quest'ora? Guarda, si sta anche agitando. Sì, va bene. Certo. Guarda, non la sto neanche ascoltando. Guarda, mi scusi, adesso devo staccare. Arrivederci. Non me ne frega niente, arrivederci. Necessito di... Ho un presentimento che sia il tipo che mi ha fatto quello scherzo, guarda, di una volta in un hotel a Seragius. Preciso identico. Cos'è questa bombola? Che 2017. non lo puoi tirare. C'è un quadro di Van Gogh. C'era qualcosa che abbiamo detto, ma abbiamo capito. Qui sarà al secondo piano. Sì. Qual era la mia... Cosa hai tu? La mia gruetta, la capra. Vogliamo prendere? Andas. Qui c'è, posso entrare qui dentro? Iniziamo qua. Ok. C'è, guarda quanti documenti.
dell'hotel. Strano. Non ce la può dare. Oh, porca miseria! Cacchio! Ragazzi, ho visto uno... Mo monte, Zibio. Io vedo una luce in fondo al tunnel. infatti, da lì si è mossa e poi si è spostata. Si è visto... prima si è visto... Questi letti non sono mai stati usati. Si è visto un'ombra. Prima. Chissà che quell'ombra da dove veniva. Era proprio lì in fondo là, l'ho vista. Stava camminando. Adesso andiamo a vedere chi è, dai, spacchiamo il culo. Sì. Sbattiamoci il culo. Quello è un pezzo. Guardate, sta chiudendo la porta. Ma... è odore di fumo. C'è odore di sigaretta. Sai che cosa vuol dire l'odore della sigaretta? Che c'è un uomo. Eccolo qua. Eccolo qua. Questa è la stanza. Quella che mi stavano dicendo l'assegnazione. La telefonata. E questa volta viene da qui. Aspetta poco, la telefonata. Pronto? Pensavi che gli avessi mollato? A me non sembra proprio. Ancora tu. Ti ho detto un sacco di volte, lasciami in pace. Se no stiamo chiamando le forze dell'ordine. Ma se chiami le forze dell'ordine, che cosa penserebbero loro? Ti farebbero delle domande? Non so, dove ti trovi? E che tu cosa dirai? Delle bugie? Che cosa vuoi? Dimmi. Ah, ecco, ora ci stai dicendo che stiamo entrando in questo albergo allora, che non ci appartiene. Ma che cosa vuoi? Ma io non ho detto nulla. Ho detto solamente ciao. Noi facciamo quello che vogliamo, perché stiamo esplorando e stiamo scoprendo alcuni indizi qui dentro. E lasciaci in pace. Che bello fare un pezzo. A me piace fare un pezzo. A me piace molto esplorare. Però mi piace esplorare un altro modo. E che tu dovresti fare. Fatti gli affari tuoi. Ora basta, ora chiudo. E lasciami in pace. Si pentirà di averlo fatto. Ma un giorno ritornerò. Io vedo qualcosa di strano, ragazzi. Si vedono due occhi. Due occhi. Oh mio Dio. Chi potrebbe essere? Chi sei? Chi va là? Rispondi. Se sì, mandami un segno. Se quella cosa si muove, è fatta. Non mi sono reso conto che lì, proprio davanti a me, Due occhi si vedono. sono comparse Guardate due che strane manuale con la torcia più macchie potente di figure, del mondo che dicono questa torcia. delle piccole sagome nere, Sì, sembra molto che quegli occhi si misteriose. trovano a terra. E io che stavo pensando a quei due strani Però è occhi sotto la in sedia. allontananza. Non ci da scoprire qualcosa. Ragazzi, si vedono due occhi in fondo là, guardate.
un po' in giù. Guarda, adesso si sta espandendo gli occhi, guarda, sono due. Ah. Allora prendi il C'è qualcosa per le vino, ce l'hai tu, sì. La mattina. Ok. Ricordaglielo che schiarisci gli occhi. Sì. Cosa mi devi ricordare? Di rendermi il coltellino. Ah sì, ma devo ancora fare un'operazione segreta. Anche se gli altri continuavano a esplorare tranquillamente, io non riuscivo ancora a capire che cos'erano quei strani lucci. Quei strani lucci misteriosi che sembravano due occhi. Non so che luce. Ma questi occhi stavano diventando un triplo occhio, come se fossero tre. Ma se vuoi, poi te ne faccio una qui, mentre tu sei in Ok. o qua mi fa... Ma fino a questo. Porca Sarà miseria. un sacco questo. Esatto. Boh, non lo so. No, vuoto. Dai, scherzo. Ah, ok. Vai, Elisa, sarà un... C'è di tutto qua dentro. Questi potrebbero essere... Ah, per le miniere. usuali per Per miniera, sì. grotte, sì. Vai. Perché buttare questa cosa? Lì, vuoi usare questi per in Questi qua sono quasi nuovi, basta pulirli. Sì, tutti sti palli. No, ma questi sono per le grotte. Cioè, se possono Per le essere droghe? grotte. Beh, questa è droga. Polvere bianca. Cocaina e Coca-Cola. Andiamo a cambiare le cose. Questo corridoio è abbastanza lungo. Che cos'è? Che consumano l'ira di vino. Minchia, ne fa di po' di luce quella... Grazie. Ah, è quella famosa. Quella che mi avevi regalato. Ti ringrazio ancora. Seria, oh, guarda la luce al giorno. Guarda, c'è un piccone. È ficcata Ma in da effetti. C'è piccolo. Qui ci sono... Volevi la cosa per la doccia? Ah, no. Guarda. Oh cazzo, porca miseria. Oh, Le cose stanno peggiorando. raga, siamo Guardate su che un cosa succede pallone. in questo corridoio. C'è qualcosa Cose qui. veramente paranormali. Oh mio Dio. No, un pallone. Elix, dove sei? Ah, ok. Oh, porca miseria. Ragazzi. Porca miseria. Non lo so. No, questo è paranormale. Oddio. Però, ecco. Ok, falsa allarme ragazzi, falsa allarme. Però veramente è stato terribile. È stato veramente terribile. Già questo corridoio è lunghissimo. Guardate. Ah, sala giochi. Questa. Cavolo. C'è anche il biliardo, questo. Ci saranno le palline dentro. No, le avrò tutte rubate. Siamo nella sala da biliardo dove fanno feste, qui c'è il teatrino. Questo è il passaggio segreto. Il passaggio segreto è questo, dove porta dall'altra parte. Copri il letto.
anche piumoni. Sì, piedi di letto, ne vuoi? Praticamente normale che con la chiamata non mi ha più richiamato quel tipo anonimo. Era di nuovo lo stesso tipo di quello dell'albergo di lusso che c'è a Syracuse. Era lo stesso. L'uomo della chiamata senza risposta. E quindi posso stare tranquillo e posso concludere questa mia esplorazione. Andiamo.